Operazione della Guardia di Finanza su presunti appalti truccati nel parco di Selinunte che coinvolge imprese agrigentine. Alle prime luci dell'alba i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a 6 provvedimenti cautelari con i quali il GIP di Marsala, in accoglimento di specifiche richieste avanzate dalla Procura della Repubblica Lilibetana, ha inflitto la temporanea interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contattare con la pubblica amministrazione ad altrettanti pubblici ufficiali e privati imprenditori di origine agrigentina e palermitana, tutti gravemente indiziati a vario titolo di avere preso parte a plurimi episodi di corruzione e di abuso d'ufficio che si sono consumati presso il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria negli anni tra il 2020 e il 2021. Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle di Castelvetrano dall'estate del 2020 e hanno consentito di accertare molteplici irregolarità nella concessione di appalti pubblici da parte dell'ente archeologico, constatando numerosi episodi illeciti a carico dell'allora direttore del parco, 2 funzionari regionali e 3 privati imprenditori. Nel corso delle investigazioni, durate quasi 2 anni ed eseguite mediante incroci di banche dati, intercettazioni telefoniche, analisi di tabulati telefonici, telecamere occulte, accertamenti bancari e non da ultimo attività di pedinamento, i finanzieri, avvalendosi delle più sofisticate tecnologie di indagine, hanno inoculato un trojan sul dispositivo di un cellulare in uso ad uno degli imprenditori legato all'ex direttore del parco da solidi e ben celati legami di amicizia. Grazie al capitatore informatico, la Guardia di Finanza, attivando il microfono del cellulare infetto, è riuscita così a costruire un quadro probatorio di assoluto rilievo, molto utile a dimostrare l'esistenza all'epoca delle indagini di un patologico sistema clientelare che avveniva presso il Parco archeologico selinuntino, preordinato dall'assegnazione di pubbliche commesse a un cartello di imprese per lo più agrigentine, riconducibili alle figure dei 3 imprenditori.